Picciuzzo gioia però, vatta, per fare un sindaco. Ci vanno tanti sorditti, niente, a cui ci vediamo, o siamo paureddi. Allora va a sé, babba, tagli libra, so frati avi, una pagina di preghiere e non buono, una pagina di preghiere e non buono. E come ci sta a scaricare tu? Io in muccia guardare ci pareva che era babbo. Ne scanciamo e facciamo la campagna elettorale. No, Rubeccio, no, mio fratello. No. Mio E fratello non poi, sarà d'accordo. un aiuto mi potessi tirare, Rido. E che aiuto ti può Visto tirare? che io non so leggere e scrivere, come ce la faccio così, Rico. Mi potessi insegnare a fare un comizio. Ah, sì, magari tu facci predichi, sì, un aiuto tu potessi tirare. E poi ti posso dare yoga a aiuto per cercare qualche voto. E come? Ah, tu scordasti quando io... Già, quando io ero in più carusa, era amica buona che figlia era più sindaco. E Ida mi diceva come suo padre faceva per convincere i cristiani a dare un vuoto. E morisci pure a me? Certo! E come faceva? Guarda, stava a fare solo una cosa: promettere. Allora, se uno ti domanda che cosa, per esempio, tu c'è dire sì signora, lo capisti? No, non capito. Facciamo una prova. Allora, se io ti domando e io voglio fare tasciata davanti a me casa. Sopra all'altri siti. E invece di ir in altra casa, vengono iddi, tuo computer ovviamente. Io non capivi per Ci tutto. spiego. Noi altri ci scriviamo, che saccio, cosa ti serve sempre per darmi il voto? E iddi mi scrivono e noi altri puntiamo. Sì, magari, sì, babbo, non ti faceva più babbo. C'è un altro problema però. E qual è, sentiamo? Chi ci mettiamo in tuo stemma? Di stemma ci potevo mettere a chiesa. Vero, ci possiamo mettere a chiesa. E facevo pure una scritta, Picciuzzo. A scritta ci potremmo mettere PDP. E chi viene a dire? Partito di Petro. Ma rifissa, ma non si rifissa. È una giornata che mi dici. E poi, guarda, sapi accattare pure un'antichità di stoffa, io dico. E per fare che? Ti usa una bella fascia, a cui magari porta buon augurio. C'è un problema però ora. E quale sentiamo, Picciuzzo? O comizio. Ora io comizio come faccio? Chi suo frate aveva aiutato a tutti tranne a me. E noi ora t'aiuta. Sapete che facciamo allora? Io lo scrivo. E poi mi correggio, facciamo la prova. Per vedere se vale buono. E poi tu fai la prova davanti a Gnaci. Bella, una bella pensata, Nichista. Ma non disse che veniva la signora Peppina? Ah, ma perché va bene, perché la kid? E disse che veniva. Aspetta, una bella pensata. Babbo, fatti scarto e quando io divento un ca, tu ci cerco vuoto. Ci dici che ci sistema faccennare i figli, che ci sistema fuitina e ci cerco vuoto. Da su 1, 2, 3, almeno 5 vuoti da su. Vero? A domani ci vuoto, mi raccomando, peggio quando vengono qua. Allora faccia così. Va E bene. se tu diventi sindaco, a me che mi fa fare? Che vuole fare? Ci posso fare un sindaco? Bella, mi piace! Ma così poi ma posso insegnare pure io la fascia? Certo, ci mancasse per questo. Beh, allora va bene, io vice sindaco. Chi è? Oh! Viaggi, ti prego! Accomodatevi! Buonasera. Buonasera. Accomodatevi, Buonasera. prego! Buonasera, No, signora. sei mucca perché non mi hanno chiamato suo fratello. Io non ne c'ero visto. La signora lo spunta fosse un divano, zia. Ah, sì, ti capi chi vi vanno a chiamare i miei frati? Sì. Chiama fuori che vuole, non se ne parla proprio. Ti disse che tu stare muta. Quando portemmo da casa che ti disse? Che non gnappa per te. Ogni volta mi fa fare male fuori. Qui porta i cause in tua famiglia. Forza, qui porta i cause. I porto io le cause. Senti, e ciò Betty. comando io, va bene? E se fai che dico io. Tu mi fare un favore e a chiudere sta mucca gioco da forno, va bene? Senti peggio, i cavoli in tanti li porto io. E quando torni tu, la nostra casa andai io. La figlia che la faccio sto solo.
No. Mettemi in chiaro una cosa. Caruselli, mi vieni sta sciarriare in casa dei miei frati, giusto giusto. Signorine, con tutto il rispetto per lei, usava come si dice? Fra moglie e marito. Ah, se picchi tu, mi potete rompere i corna, a me non mi avete a parlare. C'è paura, luoti, che con sparte capo da meglio parte. Allora, un parrino vi feci chiamare. Perruzzo, prima che tu parli, andiamo a mettere d'accordo una magia. E che cosa? Io allora non ne capiamo. Allora non ne capiamo. Ti disse che da stare muto. Aggiungi da gioco e ti sta muta. Va Siete bene? peggio! Non cominciare a comandare! Fa parlare, mi fa fare la fura, tutto buono. Guarda quanto cristiano è Gesù. Ah, figlia, pure la mia, bello! E ne spingerà Ma tu uno. scudasto quando ci mi flebbo mi faceva di sera! Spingi sta culo perché vedi tutto questo cristiano Ma stasera. cominciamo! Signora albero di Natale, signora, sta sentando il capo, per favoreggio. Un albero di Natale, per davvero. Guarda che bello! Ma dassi. Padre Vincenzo vi feci chiamare. Padre Vincenzo vi feci chiamare per risolvere questa questione del matrimonio. Va bene? Ora facciamo così. Oggi cerchiamo di risolvere la questione. Io con dicevo se non voglio avere niente a che fare. Buono, eh? Ma se non andiamo a avere niente a che fare, ma ci colpo io se Ma sto allora ci colpo io! così ne fui io me ne fui io. Ah? Usaccio. Usaccio che ci colpa. O ci colpa? Ci colpa sta corteggiare che invece mi faceva da presso a sta figlia, se andiamo a parlare di cristiani. Hai visto? E che ti pareva che non ci colpavo io? Certo che ci colpa. Stavo di cappellazzo, Caro Seddo, ormai un padrone che è fatto, E quindi ne andiamo a cercare di risolvere la situazione. Lo sapete che vi dico? Io non è che posso maritare perché il diploma ancora non ho di parrino, però vi faccio capire una cosa. Chiama a Padre Vincenzo, risolviamo il problema e maritiamo. Ce lo dire ora? Sì, Anzi, vi dirò di più. Visto che ormai ci siete, vi volevo comunicare, ormai sicuramente l'ha visto a sentire in tagliazza, che io sono il candidato a sindaco. E ci mancava solo io per consacrare la maniera in questo paese. Che voleva dire? No, niente. No, niente. Ma dassi, facciamo così. Ora io vi risolvo il problema, però c'è un però. Io sistemo il problema e voi altri mi avete a fare a comparire i voti, però. E chi voleva aggiustare questo in questo paese tu? Certo, perché? Ma dassi, facciamo così. Visto che lei ha un problema alla dote, ci dico una cosa. Se sua figlia si vuole maritare e ci a fare a comparire i voti, lei mi va a fare a comparire i voti, però io ci rugno a bella dote, va bene? Per Che Ruzzi. bello tu vai in No, in chiesa ce n'è assai tu a ricamate. Più sai? Sai che poi... E anzi vi dirò di più visto che siete voi oggi. Se mi facete a comparire in altri due voti, vi paio pure i ciuri per chiesa. Speriamo che muori che canuno. Vuoi parlare, tu sai? Voi- Può fare così. Voi- Anzi, sai? Può fare pure un deputato. Ora cominciamo così. Va dassi, facciamo così. Voi altri venite da Banna, Vieniti con me ora. venite con me Mammuzza e poi risolviamo la situazione. Venite con me, passa. Va bene. Sta. Io ora Raccomando i ciuri, va bene, tranquillo. Chi è? Mezzo. Ah, rinnovo chi sta? Buonasera. Buonasera. E chi sta qui? Chissà si chiama Margherita, per la precisione. Margherita, Maria, José, Manuela, Filiberta e Elena. Più niente? No, basta. Ah, va bene. E chi volete, scusate? Ah, io vi feci venire a chiamare. Aspettatevi qua, va date. Ma com'è che sta figlia aveva tutti questi nomi, signor Ruzza? Senti, che cosa vuoi insinuare? Io non mi vita che non uscì un solo uomo. E chi su fu mio marituzzo? Con il padre della maestra Umberta avevamo un'amicizia di vecchia data. E fu io che mi concivini questa felice idea di consigliarmi questi belli nomi per mia figlia. Perché mi pareva strano, ma io ne sape che io ho sentito tutte le confessioni. No, signor Ruzza, no, che c'entra? Quando io mi confessare con il prete. E poi
Poi, non mi chiedo io, a suo paese, non la venuta e mi vanto. E quando mi fa rizzita, ci pare che faccio quando babbo di miei frati, che si pigliò prima babba che ci vuole. Chiedo che mi piglio io, va avere 2 lauree. Vabbè, stia, le idee chiare la figlia, signoruzza, e si vede che pigliò di lei. Scartizza tutta sua mamma. Sì. No, come a mio figlio. Se non era babbo, non era a cascare in questa famiglia. Paddassi, signoruzza, facciamo una cosa. Ora io cerco di risolvere il suo problema, perché padre Vincenzo è in sedia tetto oggi. Se io ci risolvo il suo problema, però, visto che lei sa che io sono candidato, a che vodetto me la va a fare a comparire? Vedremo, ma buona da studiarsi, ma perché mi faceste venire qua? Io la feci venire qua per risolvere questa situazione. Almeno facete tutti amici, i vostri figli si maritano e stiamo tutti in pace. Ma chi volessi? Scusa, che io mi sto a scegare questa famiglia? No, il scegare non sa dire a scegare non da banna, perché i sono già da banna. I mannei a chiamare io. Ah, buona da studiarsi, bravo, sì, veramente, così giusto. Era tutto organizzato allora. Non pensassi male, vaddassi. Non mai fammi tirare in trappole di peso. Io gli va a chiamare, però ufficio a fin di bene. Per non hai problema non c'è niente, eh? Prego, accomodatevi. Oh, suo figlio, a cosa mia figlia? Ma sa che è di salute. Anzi, usate che ci dico? Se si porta pure a mia moglie, mi faccio un favore a questi rinfresco. Pure io l'avevo detto, non so se Gioia, non su discorsi per te, chi sta vieni con me, vai. Vaddassi, il discorso è caso chiaro ormai. Vedi, guarda, cominciaste a sbagliare a parlare, mi sta facendo conciare. Ma come sopporta sua moglie? Non sai io come sono Come porta? si maritò? Una vita che sono porta, una vita che. Non posso chiudere. Vaddassi, facciamo così. Piniace, problemi non ce n'è. E manco vedi ce n'è problemi. E allora unico problema. Non ce n'è problemi. Pure se mio figlio, per dire la verità, un matrimonio l'avessi potuto fare molto meglio. Oh! Non mi sbagliamo a parlare, che stiamo esagerando ora, Ma stare muta, ora risolvo tutte cose io. Parla, Vaddassi. qua. I signori sono d'accordo per fare questo matrimonio. Io richiesti di stare belli tranquilli. Il signor, mi ricordo come si chiama, rissi che signor Francesco, rissi che la signora che pagavano i ciuri per chiesa e a dote e non è ne picca. Rico, ma se la signora invece, muta, rissi che pagava i mobili per casa. Mi ciurita la chiesa e ci penso io, è patoto pure. Non mi ciurissimo, preoccupate. E a casa? A casa? A casa. A casa? A casa. E che me ne esce fuori io da casa? A casa, sa o no? Sa affitto. No, che c'entra? Ma a casa dopo ci pensiamo, casomai mettiamo un pensa lei? ci penso pure io, non ce n'è problemi. Padre Vincenzo, Che c'è un conclave? perché? Erano riuniti tutti. Potevo chiamare, io ero da banna, perciò troppo largamano ti chiesto. Vabbè, Come stai? Come stai? Sta bene lì. Tutto santo e ricco. Facciamo la Tutto sotto e ricco. allora lei mi sottovalutava? Perciò. Io i feci chiamare per risolvere un problema, o no? Io i feci chiamare per risolvere un problema. Ma io chiamai io però. Chi sta a chiamare tu, ma c'hai a parlare io, o no? Dunque, mi pareva che c'era un conclave, siccome papà ne avevamo picca. Io pensavo a tutte cose già, quindi non c'è bisogno di provvedere più a niente. E infatti sentivi. C'era un problema, la vestina. A vestina. Ora, cuccia a carta. Quali vestiti? Io La vestina. c'han presto io. No, facciamo così, facciamo già essere sposi prima, facciamo già essere sposi. Facciamo già essere sposi. Sì, Se sì. manco sapevamo nessuno sposi. Come non sappiamo nessuno? Che ne sai c'è un nessuno sposi? Io ho trovato cristiani e cassettani. Ah, i fui dimmi c'entra a chiesa io ieri sera. Che faceste peggio? Ammucciaste fogliuto in Complimenti, tagliese. oh parrino! Non mi voglio avere più, veramente non c'è più un mondo. Oh, E va- poi sono io che da tinta? Va bene. Ah, faccio tu perrino. Io gli facciamo. Come ammucciaste in tagliese? Apposta Veramente cazzo scira. colpa io. Apposta scira non vosire a suonare i campane perché c'era l'occupazione. E se combinaro qualche cosa, vabbè che già ho finito. Però se combinaro qualche cosa in tagliese arriva a sapere un visco che mi faccio preparare la cascia. La cascia già l'avevi pronta l'ultima volta quando inni.
Ah, l'altra cascia. Sì, 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 hai ragione. E poi, scusate, i feci cuccare separati. A una sopra tappetore funerale, all'altra sopra pulpito. Buono, sì. E secondo te il distettero separati? Facciamole, va. Gli facciamo. Una cosa lesta che avevamo premura stamattina. Poi è che ci mettevo sti ciuri a me faccio. Ci mettevo lei. I ciuri rossi a me faccio non ci piacevano. Cose pazzi. Ciao Siti, mi raccomando. Signore, sta tutto a posto. Cazzi sono... Ma papà! Ma quale papà è papà? Ma quale papà? Senti, non ti allargare il bello, tu mamma una ne hai. Ciao, va. Che sto babbo ieri e babbo questo. che bella. Papà. Mamma. Che bella. Posso abbracciare e chiamarla mamma? Ah, che con bella piacere. verugna che capitò. Allontanati. Ah, vedi che disgraziata, disgraziata, In effetti, vero, e suo figlio Aida potete chiamare mamma, mentre Ida no. Ha ragione, signora. Comunque, ora ne altri avevamo a concludere il che avevo fatto. È giusto. Gli altri che ne fu questo. Non ci potevo dire o papà e a mamma. Ah, che vi volevo. Invece vi volevo. Girasto sto grande dispiacere. Ora rimediamo. Come sono i patti? Ma perciò ma tutti i cosi? Sì, va da, i sistemai io, tutte cose. I cosi sistemati sono a così ti piace io, perciò mettevo in chiaro una cosa. Giusto? Fu suo figlio che fui a me, no io a Ido. Vero, Vero che comunico io. Vero, avevi ragione mezzita, avevi sempre ragione mezzita. Minchione, si apre ragione ora furamone quando siete maritati. Gioia che sto un paterona. Sta dibusciata, ma su sto caruso, si ne piglio con buono, andare su due donne, ma come faccio a dire lì? Da signora, intanto facciamo maritare. Va a darsi. Ora che problemi mi pare che non ce n'è più, o no? No. Voi altri siete d'accordo? Sì, sì. A Vestina chi ero? Scuso la Vestina. Ah, la Vestina, non mi ammonto la Vestina. Appunto, A Vestina. La Vestina, ammonto. Più bella la Vestina. La Vestina, con c'è accanto la Vestina ora. Ma avevo contato sempre una nanna e una catananna. Sì. Che la Vestina, la zita, tocca a mamma dello zito. Perciò a me, la Vestina, a me ne devo cercare. Perché io posso dire Avevi ragione. Urici suo figlio che aveva ragione, basta, facciamo così. Ma io si chiama l'augurio se ci accatta la madre. Sì, signorozza. Posso parlare? Sì. Non vi sciarriate più. A Vestina ci accatto io a sua figlia. Basta, che ha finito. Sappi che E ora? facciamo? Dimmi. Ci pigliamo che dentro la sarestia. Molto tu. Sacci io che tu hai a fare. Vieni qua, ragazzi. Ci non bramo, non camici. Sentite a mia. Siccome cose furono belle risolute, a decidere solo la data di del matrimonio. No, no. Non c'è problema. No. Ha dato il matrimonio, ha deciso io. No, ha dato un matrimonio e decido io. Ha deciso, dopo le elezioni, a me non aveva fascia. E se non mi fai parlare? Ah, va bene. E allora, caiamo a mettere in chiaro una cosa, signori miei, che non sa dire mai che Parrino faccia politica. Giusto. Giusto? Benissimo. Se non escono di... Quanto voti ci assicuraste tu a Pedro? 7. 7, su picca. E Ripenso io. 77. E hanno essere segnati. Non c'è problema. Pedro, P.B. Babbo. Vabbè. Non vi scordate? Pedro, pazzo. B. Babbo. Va benissimo. 77 voti e le cose si congiurano. Ma se me ne manca uno voto, No, mi faccio pagare Devo tutto fare, il volevo spiccio. continuare. non c'è niente problema. E hanno annesce 77 voti. Pace Vincenzo, io non le elezioni, ci sono io a amministrare da. Facciamo 4 mbogli e penso che la No, sicurezza. no, andiamo a imbrugliare, padre Vincenzo. Pedro è solo PB, tu sei solo B. Quindi di te non mi posso fidare. E allora siccome da te... Ora li divini tutti per favorire Volevo perché dire- abbiamo che fare. Ne ha già Siamo avevo lì, dai. sempre che fare, tanti che fare. I divini a Arrivederci. Ma raccomando, Grazie, Pace Vicenza. 77. Para dire. Gioia, lei che era presidente Andiamo del lì, consiglio, non credo, ma Oh, manco mi un voto. è stato fuori a giocare Taro giro. fuori. Arrivederci. Questo Arrivederci, ne fa signore. perdere le elezioni sui taro fuori. Peggio che sto taro fuori per te. Vieni qua. Padre Vincenzo, Gioia non mi corre. ora io c'è dire una cosa. Tu e mori. Io ci dico una cosa. Mori. Io c'è dire una cosa. Sì, perché- Ma se ho aiutato a tutti, però a me non mi posso aiutare. E Gioia non hai avuto tempo. Oggi 13 battesimi e tu E chissà funerali. che ci faceva? Sentiamo che avevate con mia mamma. Ma che vuoi tu? Ma ti ne fare tu pensa a Fatelo tua contare da mamma. mamma. Tutte cose sistemammo Dove già. sono tutti? A casa, Signero. signero. E uno aveva arrestato. Come signore, come finivo?
come finì? Ci spia tua mamma, Gioia. Certo, me lo raccontare con tutti i particolari. Che sta pesa mamma io. E non l'avevo ammucciata. Da banna aveva arrestato un tagliese.